Staupel, poi gli Angiolini da metà del 1200 fino al 1292, quando abbiamo la guerra del Vestro, e arrivano gli Aragonesi qui da noi. E viene coronato Pietro III, re di Sicilia. Vista la brevità del periodo in cui gli Angiolini si trovano qui da noi, non riescono a lasciare nessuna traccia concreta dal punto di vista architettonico. Le correnti precedenti, le più importanti in assoluto, a cui noi eravamo molto ancorati, erano sicuramente quella normanna e sveda, con tutte le influenze arabe che abbiamo avuto. Adesso, praticamente, con l'arrivo degli aragonesi da noi, si cerca di trovare appunto dei miscuiti praticamente tra queste architetture. All'inizio diventa un po', non diventa una questione molto semplice, nel senso che comunque le nostre maestranze erano ancora troppo legate alle tradizioni che avevamo. Quindi possiamo vedere ad esempio all'inizio del 1300 viene realizzato Palazzo Chiaramonte Sterri a Piazza Marina dalla famiglia Chiaramonte, dove appunto la parte basamentaria soprattutto è strettamente medievale, legata ai concetti austeri che c'erano precedentemente, quindi diventa una fortezza militare praticamente, ma già dei piani superiori, del primo ordine superiore, si può vedere come questa figura cambia. Praticamente le finestre, le aperture che abbiamo fra le bifore e trifore che troviamo, cominciano ad avere delle decorazioni che si riprendono i concetti normanni, ma vengono in qualche modo rielaborati. Per cui abbiamo le decorazioni di pietra lavica e viene racchiuso all'interno tutto dell'ogiva, praticamente, della via ogivale. Un'altra particolarità di Palazzo Chiaramonte è appunto il chiostro interno, la cosiddetta loggia. La loggia presente su due ordini, anche questa riprende le caratteristiche strutturali che ha dall'esterno l'edificio, per cui il piano terra ha questo aspetto molto più maestoso. Molto più imponente, mentre diventa un po' più snello sul piano superiore. Quindi le arcate ogivali continuano a rimanere, però le colonne hanno una dimensione inferiore al piano di sopra. E da queste si intravedono sempre le decorazioni in pietra lavica che hanno le picole, che si aprono appunto sul loggiato stesso. Cerco di andare un po' velocemente perché gli argomenti sono tanti. Un altro esempio viene realizzato subito dopo Palazzo Chiaramonte, non perché subito dopo, ma dopo l'inizio della costruzione di Palazzo Chiaramonte viene iniziato Palazzo Sclafani. Palazzo Sclafani, che la famiglia Sclafani, imparentata comunque con i Chiaramonte, decide di costruire quest'altro edificio lungo sempre il Cassero, però dall'altra parte, in modo da poter avere una funzione imponente lungo le due aperture principali della città. Anche qui abbiamo l'influenza normanna ovviamente. La caratteristica più importante appunto di Palazzo Sclafani sono le bifore ogivali che si inseriscono all'interno degli archi ad intreccio, e gli archi delle bifore diventano però più morbide, si arrotondano in maniera diversa perché cominciano ad esserci delle influenze esterne. Per quanto riguarda l'architettura ecclesiastica di questo periodo non vengono realizzate grosse opere, vengono semplicemente riproposti dei portali per alcune chiese già esistenti o delle piccole cappelle interne. Un esempio di portale è la chiesa di Sant'Agostino al Capo, dove appunto abbiamo il portale principale sempre con gli intarsi di pietra lavica e i colonnelli, e vengono ripresi nell'edicola superiore e sul rosone che viene diviso a raggi. Particolare è il dettaglio, scusate, è il dettaglio in impronta iconografica della risorsa cristiana, che sono i due pellicani, che rappresentano Cristo, perché appunto il pellicano che dà da mangiare ai propri figli, quando non altro si becca il taccholi del sangue, insomma, è una questione totalmente simbolica. In questo periodo, visti gli scambi commerciali che si cominciano ad avere tra la Catalogna e la Sicilia, viene influenzata la nostra città come città di porto appunto mercantile con le logge appunto mercantili, per cui cominciano a inserirsi questi edifici che le logge appunto, dove praticamente sono diverse rispetto a quelle che avevamo prima. Le logge che avevamo ereditato dagli arabi erano aperte e lì veniva fatto il mercato, scambio di merce. Adesso invece le logge erano interne e all'interno appunto c'erano gli scambi mercantili però ad alto livello, come se fosse la nostra borsa, venivano concordati i prezzi e quant'altro. Un esempio a Palermo era Piazza Riga Raffaello, ma non esiste più, ormai la loggia catalana, che è stata distrutta. Uno dei pochi esempi che possiamo vederne è in via Divisi, Palazzo Sottile. Questo è un particolare Piazza Riga Raffaello, la loggia, e questo è quello che abbiamo adesso in via Divisi, con tutti i particolari che sono quasi puro gotico catalano.
e lo possiamo paragonare col Palazzo delle Generalità di Barcellona, perché il concetto che viene ripreso è sempre lo stesso, anche dal punto decorativo, oltre che tipologico. Poi per quanto riguarda sempre l'architettura ecclesiastica, appunto perché venivano riprese le chiese già esistenti, successivamente a questo, quindi all'inizio del 400, viene ripreso il portale sul via Matteo Bonello della cattedrale e poi viene rifatto appunto il loggiato. Per quanto riguarda il portale si vedono i vari ordini di colonne che lo sormontano, che finiscono appunto con questa cuspide con l'edicola sovrastante, sempre con gli intarsi di pietra lavida, le colonnine tortili e quant'altro, i capitanini con motivazioni vegetali.